Ci sono luoghi visitando i quali ci si sente subito un po' più nobili, come se ci trasmettessero per osmosi una piccola dose di aristocrazia. Non importa chi siate, cosa facciate nella vita, quanto vi interessiate d'arte, quando ci si trova al cospetto di un luogo come la Villa Barbaro a Maser, patrimonio UNESCO in provincia di Treviso, l'impressione di essere un nobile del Rinascimento è forte. A me viene proprio subito da stare dritto sulla schiena, bello impostato, e fantasticare su cosa volesse dire svegliarsi in una residenza del genere. I lavori per la costruzione di questa villa sono iniziati poco dopo la metà del Cinquecento e hanno coinvolto un vero e proprio dream team rinascimentale, con talenti come Andrea Palladio, uno dei più grandi architetti della storia occidentale, e il pittore Paolo Cagliari, conosciuto da tutti come il Veronese, uno dei massimi pittori del Cinquecento. Ma ai lavori di questa villa ha collaborato in maniera attiva anche lo sponsor, il committente Daniele Barbaro, umanista e profondo conoscitore dell'architettura classica. Ne riparleremo. E tutti questi sforzi hanno dato vita a un luogo che ancora oggi, 500 anni dopo la sua costruzione, ha ancora molto da raccontare. Sono Jacopo Veneziani e questo è Meraviglia, il podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, in cui ogni settimana proveremo a coltivare la capacità di meravigliarci. Tranquilli, non siete finiti per sbaglio in uno spot di vini o spumanti e non vi sto suggerendo di farvi un bicchiere. Quello che avete appena sentito è il suono che ho scelto per il nostro ormai classico campionario sonoro della meraviglia. Lo associo alla Villa Barbaro di Maser perché oggi, qui, in mezzo a splendidi giardini e a 2 passi da affreschi che davvero tolgono il fiato, è attiva una azienda agricola che produce anche vino. Ve l'ho detto che la villa ha ancora molte cose da dire. Non appartiene solo al passato, ma è un luogo vivo, dinamico, in cui accadono un sacco di cose. Ce lo spiega meglio Vittorio Dalleore, proprietario e CEO della Villa di Maser. La meraviglia della Villa di Maser è immergersi nella bellezza. La bellezza che non è solo arte e architettura. Sì, la villa è patrimonio dell'umanità UNESCO, è uno dei capolavori di Andrea Palladio del XVI secolo, con gli affreschi di Paolo Veronese che sono il suo più bello ed esteso lavoro in affresco, con scene di vita quotidiana, con finte architetture, con figure allegoriche, un ciclo pieno di fascino. Ma la villa è una casa vissuta con la sua azienda agricola attorno, con i suoi prodotti, il vino, l'olio, la farina, ma anche la autosostenibilità di una villa veneta, con il suo orto, il suo frutteto, le sue serre, c'è il giardino delle rose, c'è tutto il sistema delle fontane e poi c'è la scuderia con la collezione dei finimenti da carrozza, con la collezione delle selle. Insomma, avete capito che la Villa di Maser è un vero microcosmo e per capire questo microcosmo è necessario osservarla più da vicino, partendo dalla sua storia. In origine, sul terreno della villa, sorgeva un vecchio palazzo di proprietà della famiglia Barbaro e intorno al 1560 cosa succede? Il nostro umanista Daniele Barbaro e suo fratello Marcantonio, ambasciatore della Repubblica di Venezia, decidono di trasformare quel vecchio palazzo in una residenza dall'altissimo valore artistico. Daniele Barbaro, vi dicevo, era un grande studioso di architettura. Pensate che aveva addirittura tradotto in italiano il trattato De Architectura di Vitruvio, uno dei testi fondamentali di questa disciplina. E a illustrare questa edizione del testo era stato proprio Andrea Palladio, l'architetto della Villa di Maser. Quindi committente e architetto si conoscevano, si stimavano da tempo.
E Palladio ha lavorato fin dall'inizio insieme al pittore Paolo Veronese, cioè architettura e affreschi sono stati pensati insieme come parti di un'unica opera, non come due elementi separati. Vista da fuori, la villa è circondata dal verde, perfettamente integrata nel paesaggio. Si percorre il viale d'ingresso e ci si ritrova al cospetto di una costruzione classica, su 2 piani, che ricorda le grandi ville romane, i templi dell'antichità. Il corpo centrale, con le sue 4 colonne ioniche che sorreggono l'architrave, cattura subito l'attenzione. Sopra, sul timpano, troneggia lo stemma della famiglia Barbaro, con stucchi e decorazioni dello scultore Alessandro Vittoria, anche lui grande protagonista del progetto, altra star del nostro Dream Team. Tra l'altro, la villa di Masère non è solo arte, architettura, bellezza, era anche molto tecnologica al tempo. Ad esempio, il sistema idraulico era molto avanzato per il Cinquecento, un sistema il cui fulcro è nel ninfeo, una struttura monumentale che raccoglieva e distribuiva l'acqua destinata alla villa e ai numerosi alberi da frutto. Sì, perché una cosa da tenere presente in questa storia è che la villa di Masère non era solo un luogo di ozio, di relax per i padroni di casa, era anche un luogo di lavoro, una azienda agricola molto attiva, e l'architettura ne tiene conto, ovviamente. Ci sono spazi aristocratici, grandiosi, ma anche molti luoghi adibiti al lavoro, appunto, come cantine, granai, talle, vari ambienti per il ricovero degli attrezzi. Ora però entriamo e andiamo a sbirciare finalmente le 6 sale affrescate dal Veronese, arricchite dagli stucchi di Alessandro Vittoria. Gli affreschi ritraggono dei dell'Olimpo, scene di vita quotidiana, membri della famiglia Barbaro. Una particolarità che salta subito all'occhio è il numero elevatissimo di trompe-l'œil, cioè tutta una serie di architetture dipinte con illusioni ottiche, prospettiche, che affascinano e disorientano allo stesso tempo. Nella sala crociera, ad esempio, c'è una bambina che si affaccia da una porta dipinta, quasi a dare il benvenuto ai visitatori, e da lontano sembra proprio che quella bambina e quella porta siano reali. E poi, visto che per il campionario sonoro della meraviglia ho scelto un suono legato al vino, non posso non citare la stupenda Stanza di Bacco, in cui proprio il vino è protagonista. Nell'affresco principale vediamo il dio Bacco intento a regalare dell'uva a un gruppo di pastori, con i pergolati e i grappoli a richiamare il tema della fertilità. Molto curiosa è anche la stanza del Tribunale d'amore, tutta dedicata all'amore coniugale, e anche la sala dell'Olimpo, dove troviamo una donna che si affaccia da una balaustra e che guarda proprio verso di noi, come se volesse invitarci a entrare nell'affresco. Ecco, lei è il ritratto della signora Barbaro Giustinian, la moglie di Marcantonio, dipinta insieme alla nutrice e ai suoi 3 figli. Ben protetta, tra l'altro, perché più in alto vediamo le divinità più importanti dell'Olimpo e una figura femminile, allegoria della armonia universale. Le ultime 2 stanze sono quella del cane, chiamata così proprio perché compare anche un cagnolino, e la stanza della lucerna, in cui è rappresentato un messaggio religioso legato alla fede. Conclusa questa immensa fatica, Paolo Veronese era così orgoglioso della sua opera da decidere di lasciare in mezzo a questi affreschi una traccia tangibile di sé. E cosa ha fatto? Ha nascosto, come molti altri pittori fieri e orgogliosi del Rinascimento, un suo autoritratto, in cui appare vestito da cacciatore. Non solo, in uno degli affreschi compare anche sua moglie, Elena Cagliari, con i capelli raccolti e un bell'abito giallo. Concluderei, se siete d'accordo, la visita alla villa di Masère tornando all'esterno per andare a vedere il poeticissimo tempietto, concluso nel 1580 sempre da Andrea Palladio. Anzi, questa è considerata proprio la sua ultima opera. Pare che Palladio sia morto proprio a Masère nel 1580, alla fine dei lavori. Insomma, ogni amante dell'arte dovrebbe almeno una volta nella vita perdersi in tutta questa meraviglia. Senza dimenticare che, come ricorda Vittorio Dalleore, la villa di Masère non è solo un tempio dell'arte, ma anche un luogo vivo, intriso non solo di bellezza, ma anche di esperienza e passione.
Meraviglia è un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritto e raccontato da Jacopo Veneziani con la collaborazione di Ilaria Orru. La cura editoriale è di Marco Villa e Sara Poma. Il sound design è a cura di Emanuele Moscatelli. Il progetto grafico è di Rebecca Grassi. Il project manager è Marco Paltrinieri. I producer sono Alex Peverengo e Greta Cavalca. In redazione Valeria Luzzi e Anna Iacovino. Il coordinamento della post-produzione è di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.